Allora, siamo sempre collegati con l'assessore Federico Caner, assessore al turismo e anche all'agricoltura. Assessore, riprendendo un po' il filo del discorso, abbiamo il settore agricolo che trae buon giovamento anche dal turismo, con gli agriturismi, con queste forme di alloggio, bed and breakfast, quant'altro. Dall'altro lato gli albergatori che non vedono con grande gioia e felicità questa concorrenza. Perché? Perché è stato ampliato anche l'ambito di azione degli agriturismi, l'abbiamo visto. Poi insomma, quando le cose anche non vanno tanto bene è quasi ci fosse la guerra tra i poveri, no? E sembra che poi la scelta anche agrituristica sia preferita perché dà delle opzioni in più anche esperienziali, le persone cercano di fare esperienza e quindi ci sono dei problemi di rapporto, di relazione. Come vede questa situazione adesso che se le trova a gestire insieme entrambe? Ma guardi, è indubbio che con il Covid sono nate nuove esigenze, tra cui tutto il tema del turismo slow e green, verde, che onestamente era già in piedi, però Sì, forse era un settore un po' più di nicchia. Con la problematica Covid è un po' esplosa questa cosa, no? Penso al boom, per esempio, che ha fatto la montagna proprio quest'estate e che avrebbe fatto anche quest'inverno se non fosse stata limitata dalla chiusura degli impianti a sci e nonostante questo diciamo, le presenze turistiche sono state importanti in montagna pur con gli alberghi chiusi perché di fatto in teoria il DPCM non permetteva lo spostamento tra regioni, però per esempio, che ne so, i nostri cittadini di pianura anche sì. in giornata salivano in montagna, no? Quindi questa idea è cresciuta. Per arrivare al tema agriturismo, ovviamente questo sarà un tema sempre più importante. Allora, è ovvio che noi abbiamo emanato una legge, una proposta di legge, perché non è ancora stata votata dal Consiglio, nuova, innovativa, molto importante. E mi rendo conto che c'è un altro settore che va un po' in difficoltà e la vede l'agriturismo come concorrenziale in questo momento, ma perché? Perché purtroppo il 2020 ci ha messo tutti in difficoltà. Se non avessimo avuto il problema del Covid, molto probabilmente queste polemiche non ci sarebbero state, perché questa è una regione che ogni anno cresceva del 3-4% nelle presenze turistiche e c'era spazio per tutti, no? La torta era talmente grande Certo, che sì, sì, ognuno sì. aveva la propria fettina. Comunque, guardi, io ho già parlato con le associazioni di categoria, ho dato la disponibilità anche a confrontarsi su questa legge, perché secondo me per alcuni aspetti non è stata capita, perché è una legge che toglie molta burocrazia, ma non è che crei grandi problematiche al mondo, diciamo, del commercio o dell'alberghiero. Certo, qualcosina magari può essere calibrato e rivisto, ma su questo c'è un confronto continuo. Intanto l'abbiamo sospesa momentaneamente proprio per fare le audizioni con le categorie e capire insieme, perché non vogliamo una guerra tra poveri, ma vogliamo che si trovi il giusto equilibrio tra tutte le esigenze. Ecco, sempre collegato a due comparti, che cosa chiederete al governo per la gestione dei fondi che dovrebbero arrivare, destinati tanto all'agricoltura in parte ma anche e soprattutto al turismo, se ce ne saranno, si spera di sì. Ma, nel PRR, cioè nel piano di rilancio regionale, noi abbiamo presentato ben 150 progetti pari a oltre 24 miliardi di euro. Dentro c'è di tutto e di più. Ovviamente abbiamo messo le priorità, alcune importanti ci sono sul tema dell'agricoltura. Tenete conto che qui si parla molto di infrastrutture, quindi il tema per esempio in agricoltura è tutta la questione relativa agli interventi da fare nei consorzi di bonifica, che sono importanti sia per la gestione dell'acqua ma anche per evitare situazioni di difficoltà. Voi sapete che il Veneto per ben 2 volte è andato sott'acqua, quindi questo è un tema da tenere particolarmente presente. Poi per quanto riguarda il turismo ci sono interventi importanti sia di aiuto alle imprese sia di promozione. Penso anche a tutto il tema fieristico, è importante sostenere le nostre fiere, penso al Vinitali, penso alla Fiera Cavalli e a tutte le fiere non soltanto veronesi, ma alla Fiera di Padova, di Vicenza, di Longarone. Insomma il sistema fieristico è anche importante in Veneto e qui abbiamo pensato anche a infrastrutture anche di tipo digitale, no? Cioè pensare alle fiere del futuro come saranno. Quindi in quel piano ci sono parecchie fondi che noi abbiamo richiesto. Uno in particolare che secondo me è di stretta attualità riguarda tutto il tema delle PM10
Sì. per quanto riguarda l'agricoltura e dei nitrati. Voi sapete che in piccola parte anche l'agricoltura contribuisce no, con l'ammoniaca a creare particolato di secondo grado, quindi per le PM10. Qui secondo me c'è un intervento importante da fare in tutta la pianura padana, non soltanto in Veneto, perché l'Emilia ha lo stesso problema, la Lombardia anche, il Piemonte anche, per fare degli interventi molto molto importanti di risanamento, di evitare emissioni in aria, anche se, ripeto, il mondo agricolo incide molto meno che ne so, del riscaldamento privato o delle automobili, per esempio, però è giusto che anche l'agricoltura faccia la propria parte, e questo diventa importante anche per il turismo, perché comunicare un territorio valido, sostenibile, a 360 gradi anche con la mobilità è importante. Assolutamente, mobilità, accennato, un altro aspetto importantissimo, a parte i lavori infrastrutturali di un certo tipo, l'alta velocità, vabbè, però parliamo degli aeroporti intanto. Treviso sembra che non avvierà l'attività, e poi abbiamo comunque tutta una diminuzione dei voli e quant'altro, ovvio causati da questa situazione. Cosa ravvede all'orizzonte? Cosa si può dire a questo riguardo? Perché togliere... Guardi, bisogna essere molto onesti su questa questione. Noi siamo in contatto con Save spesso. Qualcuno diceva che aprire scusate, l'aeroporto di Treviso poteva aprire, e purtroppo oggi come oggi non è questa una comunicazione corretta, perché attualmente la pandemia ci costringe a non vedere voli internazionali e neanche europei sul nostro territorio. Venezia guardi, questo sì, è però. a causa... Venezia e Verona sì, restano. Allora, Venezia, allora, mentre l'aeroporto di Treviso è proprio chiuso, perché se aprisse in questo momento utilizzerebbe, che ne so, il 10% dei voli esistenti, e sono talmente pochi che significa avere 1 o 2 voli al giorno, quindi è impossibile tenere aperto un aeroporto per così pochi voli. Per quanto riguarda Venezia e Verona, invece, i voli ci sono, però sono 2 aeroporti che viaggiano al 10% delle proprie possibilità, quindi il problema comunque esiste, perché comunque ci sono lavoratori in cassa integrazione, perché è anche questo un problema molto importante, e quindi noi dobbiamo lavorare per farli ripartire. Però guardi, come fanno a ripartire gli aeroporti? Ripartono se c'è un piano vaccinale, perché se c'è un piano vaccinale importante si può ripartire. Guardi l'Inghilterra è al 30% della vaccinazione della propria popolazione, ha già dato la possibilità alle proprie compagnie aeree di viaggiare anche in altri paesi, ma lo fa laddove ravvede situazioni di sicurezza, non certo in Italia dove siamo al 6%. Quindi è ovvio che avere un piano vaccinale importante e una copertura nei prossimi mesi idonea ci permetterà di fare una promozione turistica, e quindi di avere la ripartenza dei voli e quindi la riapertura degli aeroporti. Se non facciamo queste cose qua è impossibile pensare che le compagnie aeree decidano di venire a volare in Italia, perché non è che possono volare con gli aerei vuoti. Cioè, ci deve essere la domanda, e la domanda ad oggi non c'è, anche perché c'è difficoltà ad accogliere questi turisti, perché non siamo ancora vaccinati. Ecco, si sta discutendo di famoso passaporto vaccinale, certificato di vaccini, insomma, tutto in fase di discussione. Ci sono paesi che ne sono più favorevoli, altri no, altri dicono che comunque sarebbe incostituzionale generalmente. Che cosa ravvede al riguardo? Sarà una cosa fattibile, anche se preclusiva per tante persone, insomma, perché visti i nostri ritmi, 3 mesi, 18, cosa abbiamo? 3% moltiplicato per 12. Noi non ne usciamo neanche dal 2021. Ma guardi, infatti bisogna accelerare assolutamente. Ha fatto bene il Presidente Zaia, secondo me, stimolare anche l'opinione pubblica nazionale, dicendo che insomma noi i vaccini li avevamo trovati. Qualcuno si è arrabbiato, pensava che la Regione volesse mettersi di mezzo. Fatto sta che vedo che qualche cambio a livello nazionale c'è stato, no? Sì, direi di sì. Penso anche a incarichi tecnici. Evidentemente non è che funzionava tutto bene, questo ce lo dobbiamo dire, e ha fatto bene Draghi a fare gli interventi che ha fatto. Detto questo, ripeto, noi dobbiamo vaccinare velocemente e dobbiamo fare una comunicazione di questo tipo all'estero importante. Per far questo noi siamo disponibili
anche a metterci in gioco anche come regioni. Certo è che lo Stato deve battere un colpo da questo punto di vista e deve darci la possibilità di concorrere a quelle che sono le linee strategiche che hanno intenzione di attuare. Noi le abbiamo segnalate tutte, quindi non è che su questo abbiamo dormito. Io ho un piano promozionale importante da mettere in atto, per esempio per la promozione con le compagnie aeree ho già messo 300.000 euro a disposizione solo per la promozione con le compagnie aeree, per fare copromozione, però è ovvio che è sospeso in attesa di quando si potrà partire. Assolutamente. Intanto prossimamente avremo anche la Pasqua e il settore turistico la vede nera. La vede nera perché sembra la Pasqua dell'anno scorso, si ripreannuncia tutto lo stesso giro dell'anno scorso. Speranza aveva detto che torna a metà di marzo, avremmo terminato il semestre più brutto, in realtà così non è stato. È cambiato il governo, ma la situazione non è, anzi ci ripresentiamo zone rosse qui estese, cioè rischiamo di finire una Pasqua in nero. Ma intanto io vorrei fare un appello ai cittadini che è questo. Noi dobbiamo stare attenti a Pasqua perché ci sarà la volontà di tanti nostri concittadini di recarsi nelle località turistiche, no? Quindi penso che tutti vorranno andare al mare, a camminare lungo la spiaggia, andare in montagna, andare al lago di Garda, andare tutti sui colli. Ecco, facciamo attenzione perché se da un lato noi vogliamo aprire il più velocemente possibile, e guardi, io sono tra quelli che ha fatto di tutto per poter aprire le nostre strutture, perché non possiamo continuare a tenere chiuso bar, ristoranti, per esempio di sera, quando onestamente a pranzo sono aperti, e fa bene il Presidente Zaia a dire: spiegatemi la differenza tra andare a pranzo o andare a cena dal punto di vista della probabilità del contagio. Anche perché io sono convinto che la gente quella è, e più tu gli dai offerta più si spalma sul territorio. Sì. Io ho notato che da quando c'è la chiusura, e lo dico anche da libero fruitore, insomma da cittadino, certo, sì, perché io stesso faccio così, non mi vergogno a dirlo, che da quando sono chiusi i ristoranti alla sera ci vai di più a pranzo, no? Ti organizzi con la famiglia che magari vai a pranzo al sabato o alla domenica, mentre prima ci andavi alla sera. Quindi non è vero che uno va a pranzo e anche a cena, anche perché ci sono dei limiti a volte anche economici per qualcuno, non è che possa andare sempre a mangiare fuori. Ecco, allora io penso che questo ragionamento vada fatto. Va anche detto però che a Pasqua facciamo attenzione, perché il rischio è che se ci riversiamo tutti in massa e ci fosse una riapertura, il rischio è che con la variante inglese, la variante brasiliana, queste cose che sono arrivate nuove, che purtroppo ci hanno messo in difficoltà, il rischio è che riparta un contagio. Allora uno dice, e guardi, questo me lo dicono anche gli albergatori, i nostri albergatori, qualcuno mi ha fatto la riflessione e mi ha detto: ma vale la pena che riapriamo a Pasqua pur sapendo che ci perdiamo tanto, perché per esempio abbiamo i tedeschi che con le Pentecoste arrivano, sono sempre stati abituati ad arrivare. Vale la pena che apriamo col rischio poi di chiudere dopo, o è meglio a questo punto che teniamo chiuso, facciamo passare questa pandemia, cerchiamo di vaccinare e ci mettiamo in sicurezza per giugno in poi? È una riflessione che io non so cosa sia giusto, ma è una riflessione che va fatta. Ecco, a fronte di queste considerazioni, due sono gli elementi in gioco: i controlli da un lato, che anche i ristoranti aperti, se però anche a random venissero fatti dei controlli battenti, dopo uno passa attraverso i messaggi WhatsApp, Facebook, Instagram eccetera, mi hanno dato 400 euro di multa di qua di là, la gente prende paura e quindi riga anche dritto, perché effettivamente i controlli non ce ne sono pochissimi, perché di fatto è così. Ma ovunque controlli, anche nelle strutture alberghiere, perché appunto controlli che ci siano rispettati certi parametri. E l'altro invece è i ristori, perché tanti dicono: se come codice Ateco o come situazione io posso aprire, l'esempio banale sono appunto le strutture alberghiere alle terme, no? Loro possono aprire perché le terme possono aprire, ma non ne arriva nessuno, devono prendere il 30%, il 20% o neanche, restano chiusi. Ci saranno sti benedetti ristori, perché alcuni hanno anche paura che ritardo su ritardo i ristori non arriveranno mai. Quelli arrivati hanno compensato un mese di lavoro, insomma, dell'attività alberghiera, e non le tasse, l'IMU e quant'altro. Guardi, io sul Presidente del Consiglio Draghi e sul nuovo governo ho molta fiducia per quanto riguarda il tema dei ristori, anche perché Draghi ha, diciamo, una riconoscibilità che è internazionale e soprattutto europea, e quindi penso che ci sia anche più fiducia nei confronti
dell'Italia nel dire diamo queste finanze a disposizione perché sappiamo che ora verranno investite bene. Quindi su questo sono convinto che i ristori arriveranno. Il ministro Garavaglia ci ha detto più volte che le imprese vanno messe in sicurezza, perché altrimenti, guardi, nel momento in cui saremo pronti a ripartire, se nel frattempo abbiamo fatto morire le imprese, infatti, non ci sarà neanche ripartenza, esatto, anche se finirà il Covid, perché nel frattempo le imprese hanno chiuso. Quindi tenere in vita le imprese, piano vaccinale e tenere in vita le imprese sono le due questioni fondamentali. Quindi io su questo sono abbastanza fiducioso, l'abbiamo chiesto al governo, ora non so dirle i tempi con cui intenderanno intervenire e elargire queste risorse, però noi rassicurazioni come assessori al turismo e all'economia generale li abbiamo avuti, quindi aspettiamo nuove buone. I controlli non sono in vostra competenza, però magari... Sì, sui controlli ha ragione, me l'ha ricordato, me l'ero dimenticata la domanda. I controlli sono fondamentali. Purtroppo noi non abbiamo una polizia regionale, quindi non possiamo fare un controllo regionale, lo possono fare i sindaci, però guardi, i controlli sono fondamentali perché gli stessi operatori, gli albergatori, i ristoratori, i baristi, quelli per bene che stanno facendo il lavoro come si deve, tutti mi chiedono: assessore, fatti i controlli. Infatti. Quindi smettiamola nel dire che magari sono le categorie che non vogliono i controlli, non è vero. Le categorie sono le prime che vogliono i controlli perché sanno che così possono continuare a lavorare in sicurezza. Quindi l'appello che noi facciamo è in primis ai prefetti di fare i controlli. Sappiamo che le forze di polizia sono poche a disposizione, questo è un altro tema dolente che dovremmo andare a toccare, però è così, quindi forze di polizia e soprattutto polizia municipale sul territorio, perché i controlli è importante farli. E sono un deterrente anche significativo per chi non vuole ascoltare la regola. Assessore, grazie mille, io le auguro naturalmente una buona serata, buon lavoro, magari ci riaggiorneremo, speriamo magari dopo il periodo pasquale, sperando di tirare qualche bilancio positivo e che le situazioni siano migliorate, e parleremo anche di piani vaccinali, come stanno andando. Grazie ancora, veramente gentilissimo. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, buona serata. Buona serata, cari telespettatori, restate con noi continuiamo la nostra trasmissione dopo la pubblicità con l'altra parte dedicata. Tra poco.